Potrebbe non vedere la luce la neolimpica Akragas, tanto le voci di un probabile e totale disimpegno agonistico che la porterebbe alla non partecipazione al campionato di promozione. Potrebbe anche saltare la gara di Coppa Italia che dovrebbe disputarsi domenica all'Esseneto, che già era stata rinviata di una settimana per dare la possibilità alla squadra di organizzarsi tecnicamente. Ricordiamo che l'assessore Amico con tanta buona volontà aveva anticipato la somma dell'iscrizione di euro 7.500 e partito con tanto entusiasmo che man mano si è affievolito dopo le tante promesse non mantenute. L'assessore Amico non ha però trovato più la sponda, da lì la decisione con una lunga lettera di rassegnare le sue dimissioni, amareggiato anche dal clima che in città si era venuto a creare nei suoi confronti, additandogli addirittura interessi politici. Da lì l'incarico al suo vice Filippazzo, ma anche lui non se l'è sentita di iniziare questa nuova avventura, fatta solo di tanti annunci e di poca sostanza, quindi anche lui ha rassegnato le dimissioni. Alla data odierna non si sa ancora se la squadra sarà presente nel calendario che uscirà il prossimo 4 settembre, si era anche parlato dell'imprenditore Angelo Vella, ma lo stesso che in un primo tempo sembrava intenzionato e interessato al progetto, non se l'è sentita di prendersi questo impegno, in quanto per motivi suoi di lavoro non può dedicarsi alla squadra. Vella si è reso però disponibile in futuro a dare una mano a chi eventualmente vorrà affrontare il percorso del campionato di promozione. Intanto è venuto fuori anche il nome di Alessandro Nucilli, che nel corso di un'intervista telefonica ad altre emittenti agrigentina si è reso disponibile. Dovrebbe venire in città per i prossimi giorni perché dovrebbe anche interessare a fare qualcosa per la neosquadra. Intanto c'è chi continua a fare il nome di Silvio Alessi, già patron dell'Akragas, posto ora in liquidazione, ma anche Alessi al momento non se la sente di iniziare questo nuovo percorso. Quindi per ora nessuna novità, non ci sono imprenditori agrigentini che al momento sono disposti a impegnarsi economicamente con qualche decina di migliaia di euro, probabili sponsor che potrebbero sostenere il progetto della nuova squadra olimpica Akragas, quindi forse sarà meglio desistere che evitare di fare ulteriori cattive figure dopo un campionato disputato in Serie C che ha visto il fallimento del calcio professionistico ad Agrigento.